Prefetto, cosa sta succedendo, cosa succederà nelle prossime ore? Ma cosa sta succedendo è quello che sanno tutti dalle notizie che da stanotte si sono diffuse. C'è un nuovo provvedimento da applicare, ora abbiamo fatto una riunione di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con il quale abbiamo esaminato i punti. Certamente molte cose si chiariranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni, alcune norme sono immediatamente applicabili e quindi certamente c'è una limitazione su quelle che riguardano le attività degli esercizi pubblici, di bar, ristorazioni, con una limitazione di orario che è immediatamente applicabile quindi dalla giornata di oggi. Non ci sono blocchi di attività, non ci sono zone rosse, non ci sono blocchi alle merci, quindi leviamo dal piatto al momento queste cose sulla mobilità. È ovviamente un forte indicazione di starsene a casa tutti quelli che possono e che non hanno delle necessità di muoversi, ovviamente, quindi di eliminare ogni luogo di aggregazione che non sia che può essere un luogo di contagio. Ecco, questo è l'approccio che ci siamo dati oggi in sede di comitato e poi ci aggiorneremo ora man mano che avremo tutti dei chiarimenti, perché ovviamente alcune cose sono ancora necessitano di essere chiarite. E quindi le merci potranno circolare, chi deve andare al lavoro? Non c'è nessuna attività produttiva, ufficio pubblico che è chiuso, quindi non c'è nessuna disposizione che limita queste cose. L'invito che il DPCM fa a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, è ovviamente di usare il minor numero di personale disponibile, utilizzando un sistema di ferie, di alternanza, di smart working, di lavoro a distanza. Possono essere molte le soluzioni, ma non c'è nessun fermo di attività, né di attività né di merci. Al momento non si desume dal testo, non c'è un'indicazione che va in questo senso. Non ci sono lasciapassare, non ci sono autorizzazioni da dare. Certamente nelle forme di controllo che pure ci saranno, ognuno poi giustificherà il perché si trova a Padova, è venuto a Padova, o perché parte per Milano, e giustificherà il motivo per cui si allontana o entra nel territorio. Prefetto, chi controlla chi? Chi controlla quelli che normalmente sono adibiti al controllo, quindi le polizie locali e le polizie ovviamente a competenza generale. Non ci sono altri vigilantes nel nostro ordinamento e loro sono quelli che faranno anche i controlli sul territorio. Ci saranno posti di blocco al confine? Ma assolutamente no, ripeto, non ci sono zone rosse, non stiamo nella situazione che hanno patito i cittadini di Vo, non ci saranno cinturamenti, non ci sarà polizia, almeno al momento non ci può essere, primo perché non ci sono le risorse per poter cinturare una provincia intera, ma perché secondo me non è questo lo spirito. Il decreto, quando ha voluto dire cosa era vietato, lo dice con chiarezza, quindi dice che sono vietati i bar e i ristoranti dopo le 18, dice che sono vietati i grandi centri commerciali, lo dice con chiarezza. Quando è stato il decreto di Vo ha detto con altrettanta chiarezza chi doveva entrare, per quali esigenze, cioè i servizi pubblici essenziali. Tutto questo nel decreto non c'è, quindi onestamente non ce lo possiamo inventare noi per interpretazione. Prefetto, si è parlato di collaborazione soprattutto da parte della gente, eppure noi di certo non vogliamo mettere in ginocchio l'economia locale, ma è bastato fare un giro per quanto riguarda la movida nel serale e non solo, e queste regole non vengono assolutamente rispettate. Capiamo che una task force sia impossibile da mettere in piedi in questo momento. Da questa sera lo saranno, perché tutti i bar e i ristoranti alle 18 saranno chiusi, quindi non ci sarà più possibilità. Io penso che questo drastico provvedimento sia forse anche conseguenza di una poca attenzione che c'è stata
in tanti posti, non a Padova, solo in tanti posti dove la gente evidentemente ha dimostrato poco senso di responsabilità e ha continuato a frequentare come se nulla fosse. Invece purtroppo qualcosa c'è, quindi bisogna dare delle regole di comportamento più rigide. Oggi lo saranno perché questa sera dopo le 18 i bar e i ristoranti saranno chiusi, no? Quindi voglio dire mancheranno quei luoghi di aggregazione, che è quello che il DPCM vuol fare, cioè vuole come dire, eliminare posti di aggregazione. Per quanto riguarda la situazione invece ospedaliera, com'è la situazione? Su quella ospedaliera io non so nulla, non ho nessuna competenza, si deve rivolgere alle autorità sanitarie. Io le volevo chiedere invece anche, aspetta Antonella, volevo chiederle anche, prefetto, ieri tantissime persone in stazione si sono riversate anche a Padova, come è successo a Milano. Che cosa rischiano? Questo veramente non mi risulta che sia successo a Padova. Ho visto immagini di Milano ma nessuno mi ha segnalato queste partenze affrettate da Padova, visto che poi dopo una certa ora non ci sono treni da Padova, quindi vedo difficile come nella notte siano potuti partire da Padova queste orde di gente. La gente è andata via, vabbè, è una scelta che adesso è liberi di fare, cioè non è sanzionato, quindi non vedo che cosa possano. Centri commerciali chiusi quindi fine settimana? Centri commerciali il sabato e la domenica sono chiusi, a eccezione delle attività alimentari. Si è creata un po' di confusione sulle motivazioni da asserire nel momento in cui qualcuno venga fermato in giro dalle forze dell'ordine. Quali effettivamente sono? Motivi di famiglia, di lavoro? Lo dice il decreto, sanitarie, urgenze e indifferibili esigenze di lavoro. Ora sentiremo il chiarimento che arriverà su che cosa sono le indifferibili, le esigenze lavorative, però siccome nessuna azienda viene imposto a nessuna azienda di chiudere, io mi sentirei di pensare che il fatto di dover garantire il ciclo produttivo di un'azienda sia la dimostrazione della necessità di andare al lavoro. Che poi in un'azienda invece di lavorare a turni di 100 lavorino a turni di 50, questo sarà un modello organizzativo auspicabile che ciascun imprenditore farà. Se posso ne approfitto, c'è una grossa difficoltà per le famiglie, cioè quella dei figli che sono a casa. Le scuole sono veramente una spina nel fianco di moltissimi lavoratori, di moltissime famiglie. Questo me ne rendo conto e posso solamente esprimere solidarietà. Purtroppo però la scelta è stata fatta visto per tutta Italia e vedremo il 15 ma insomma io non ho elementi per dire se si proseguirà o no. Certamente questo è un sacrificio che viene chiesto a tutti, forse anche lì tutti dobbiamo fare uno sforzo per garantire queste forme di lavoro a distanza o queste forme di alternanza al lavoro che magari aiutano anche le famiglie. Per quello che riguarda Vo, è confermato che dalla mezzanotte di oggi spariscono i blocchi? No, Vo è libera da subito perché il decreto ha abolito il precedente DPCM, quindi ora proprio in queste ore stanno smontando le forze di polizia, la protezione civile porta via le transenne e quel materiale che c'è, quindi Vo rientra nella ordinaria o straordinaria gestione della provincia di Padova. Prefetto, mi permetta un'unica battuta in una situazione del genere. Finalmente si è realizzata forse la PA3V? La PA3V? No, non lo so, non so quali criteri abbiano usato per individuare queste 3 province, però noi la accettiamo per com'è.